La senatrice Taverna ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Letta, ci tengo a ricordarle che il Movimento 5 Stelle è contro ogni forma di violenza, sia essa verbale o fisica, così come sono felice di ricordare che, come lei oggi viene a chiedere qui una fiducia sul suo operato, il Movimento 5 Stelle è stato eletto con la fiducia di 9 milioni di cittadini per operare in una determinata maniera. Nessuno deve rispondere a noi, sia i senatori presenti in quest'Aula che questo governo risponderanno esclusivamente ai cittadini di quello che fanno. E ricordiamo qualcosa che abbiamo fatto. Si parla tanto di talebani e dissidenti, forse perché Falchi e Colombe è una classificazione più aggraziata, o forse perché il PDL fa meno notizia del Movimento 5 Stelle, o forse semplicemente perché la stampa è leggermente faziosa, ma la nostra spaccatura è presunta, mentre oggi quella altrui è più che mai palese. Quello che si sta verificando in questi giorni non è solo l'ennesimo schiaffo all'ordine costituzionale, non sono solo le disperate manovre eversive del leader di un partito politico che rischia di affondare. Qui è un paese intero che sta affondando, altro che agibilità politica di un singolo, qui è in gioco la sopravvivenza collettiva di questa nazione. Sarebbe quasi scontato ripercorrere la folgorante carriera, ricordiamo un po' di fatti, politica del senatore Berlusconi. Tessera numero 1816 della P2, celebre loggia mazzonica illegale ed eversiva. Qualche decina di leggi a personam o ad aziendam fatte approvare negli ultimi 20 anni da questo Parlamento per schivare le sentenze dell'ultimo minuto, e ora una condanna a 4 anni per frode fiscale, per ironia della sorte, grazie a una legge votata proprio dal suo partito. Ma il senatore Berlusconi, con tutto il rispetto, è solo il passato. Buona galoppata verso casa, cavaliere. Le piacerebbe continuare ad affrontare i suoi processi da senatore o come un tempo da premier? Stavolta niente più lodi Alfano, niente più legittimi impedimenti. Forse il PD ci farà persino il regalo per una volta di non farvi più da spalla come in passato, presentando, che ne so, un lodo Letta, e nel suo programma, Presidente, si deve soltanto applicare la legge in giunta e in aula, e vorremmo che fosse senza voto segreto. Mettiamo la faccia quando diremo che la legge in Italia è uguale per tutti. Non potremo dire che ci mancherà, semplicemente perché non c'è neanche oggi. Considerando il 99% delle sue assenze, è già un evento vederla tra noi, alla faccia della responsabilità verso il Paese. Sì, perché voi eravate il governo dei responsabili. Ve ne siete responsabilmente fregati dell'aumento dell'IVA al 22%. Ve ne siete consapevolmente dimenticati della tanto sbandierata abolizione dell'IMU sulla prima casa, che noi avevamo proposto in alcuni emendamenti. PDL, PD, Scelta Civica hanno votato no. Forse non apprezzavano il fatto che la copertura da noi indicata derivasse dall'aumento delle tassazioni sulle speculazioni finanziarie e sui guadagni dei concessionari del gioco d'azzardo. Rischiare di penalizzare gli amici degli amici che gestiscono le slot machine? Non sia mai. Le tasche dei comuni mortali sono già comode per trovare il 1.900 milioni che gli avete condonato. Molto più importante, senz'altro, modificare in fretta e in furia la Costituzione, nata dalla rinascita dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale e della dittatura, delegando l'operazione a 40 saggi, aggirando quell'articolo 138 che è garanzia della nostra democrazia e della nostra libertà. Salire su un tetto è un grave oltraggio alle istituzioni. Spazzare via con un colpo di spugna invece è un atto dovuto. Se questa è saggezza, beata ignoranza. In questi anni non avete fatto altro che recitare beffandovi di 60 milioni di persone. In questi giorni avete messo in scena l'ennesima puntata dando il meglio di voi. Mi alzo la mattina e si sono dimessi i parlamentari del PDL. Non c'è la crisi. Faccio colazione e si dimettono anche i ministri. Mi lavo i denti e li avete tutti ritirati. Tempo di portare il bambino a scuola e c'è la crisi di governo. D'altronde non sarebbe una grande perdita questo esecutivo. Vogliamo ricordare qualcuno dei vostri exploit? 30 luglio 2013, il Movimento 5 Stelle presenta un emendamento per bloccare l'aumento dell'IVA. Copertura finanziaria garantita tramite i tagli inutili ai megaprogetti del Ministero della Difesa. Aumento della tassa sulle transazioni finanziarie dal 0,2 all'1%.
la famosa Tobin Tax, riduzione del 2% di tutte le spese della pubblica amministrazione, ovviamente escludendo scuola, sanità, cultura, ricerca, che di norma sono i primi settori dove voi andate a battere cassa. Rimborsi elettorali, il buon vecchio finanziamento pubblico ai partiti, quello del referendum ignorato, non so se ve lo ricordate, ma 92 milioni di euro, una bella sommetta. E lei, Presidente Letta, sì lei, il 24 maggio 2013 aveva promesso agli italiani che l'avrebbe abolito e le basterebbe solamente una firma. Il Movimento 5 Stelle ha già restituito 42 milioni di euro che ci sarebbero spettati, ma non servono tutti questi soldi per sostenere le proprie idee se le avete, come non servono 14.000 euro al mese per vivere dignitosamente da parlamentare, mentre pretendete che i cittadini italiani, quando sono fortunati, campano con 700 euro. Abbiamo proposto di istituire il reddito di cittadinanza e ci avete riso in faccia. In compenso lo slogan "nessuno deve rimanere indietro" vi è piaciuto così tanto che avete finito per copiarcelo. Ma noi non siamo gelosi, copiate anche le proposte, le nostre idee, al posto di dire sempre no, realizzatele una buona volta. F35, il Movimento 5 Stelle propone il taglio del programma, tanto per cambiare no. Potevano essere 1.300 miliardi di euro l'anno da destinare all'economia, quella reale, alle piccole e medie imprese, ai servizi sociali per i quali invece i soldi non ci sono mai. Volevamo sospendere il pagamento dell'IRAP per le piccole imprese che assumono almeno 5 giovani. Neanche per sogno, continuiamo a mandare i neolaureati all'estero con il biglietto di sola andata, abolire la TARES, ulteriore salasso ereditato dal governo dei tecnici. Volevamo inserire la tariffa puntuale, più ricicli, meno paghi, più inquini, più paghi. Difficile da capire? Evidentemente sì, perché pure stavolta avete detto di no. Questa maggioranza non ha saputo nemmeno produrre una legge efficace contro l'omofobia, persino quando non ci sono i soldi, ma i principi etici ad essere in ballo non riuscite a fare la cosa giusta. Anzi, vorreste permettere ai partiti e alle organizzazioni religiose di rilasciare dichiarazioni discriminatorie spacciandole per libertà di opinione. Siamo stati noi i primi a chiedere nel 2007 di cambiare la legge elettorale. L'abbiamo fatto presentando la proposta Parlamento pulito, quella proposta che avete ignorato per 6 anni, fregandovene delle firme di 350.000 cittadini. Voto di preferenza, limite massimo di 2 legislature senza eccezioni, decadenza e incandidabilità dei condannati. Non ci serviva nemmeno la legge Severino per sapere qual era la cosa giusta da fare. 29 maggio 2013, altra data che ricorderemo, più che altro perché per la prima volta riuscite a bocciare una proposta che non era nostra. Alla Camera PD e PDL votano contro la mozione Giachetti, suo compagno di partito, Presidente Letta, mica uno di quei grillini che classificate secondo la convenienza di giornata, ma lei in diretta su una televisione pubblica in prima serata mente nel metodo e nel merito. Racconta agli italiani che siamo noi a non voler cambiare il Porcellum a chiacchiere, mentre siete voi a sostenerlo con i fatti. E di cose giuste da fare non ne abbiamo solo proposte moltissime, siamo riusciti a farne approvare anche diverse, difendendole con i denti e con le unghie. Grazie agli emendamenti del Movimento 5 Stelle la legge contro lo scambio elettorale politico mafioso è stata corretta, le norme contro il femminicidio sono state rafforzate e migliorate, il pagamento prioritario delle aziende rispetto alle banche è diventato realtà, non il solito faremo, vedremo oppure vedrò, per usare il nome di una fondazione famosa. Sono andate in porto le nostre proposte per sospendere le cartelle esattoriali di chi vanta crediti nei confronti dello Stato, per istituire un fondo per il microcredito a favore delle imprese con i soldi tagliati alla politica e siamo ancora in attesa del decreto attuativo da parte del vostro esecutivo. Abbiamo ottenuto norme per sviluppare la rete nelle aree rurali, per avere finalmente nomine trasparenti e meritocratiche nelle società partecipate. Termino. PD e PDL spesso ci hanno dimostrato di essere complementari. Mai come in questo momento è difficile distinguere l'uno dall'altro. Mente Presidente Letta sulla legge elettorale proprio nello stesso modo ignobile in cui mente il cavaliere Berlusconi sull'IVA. Stesse modalità, stesse finalità. Dare il via alla campagna elettorale prendendovi gioco di noi cittadini. La crisi vera e profonda è del popolo italiano che non riesce neanche più a capire che cosa sta accadendo.
Un Presidente del Consiglio non è un politico qualunque. Un Presidente del Consiglio è una figura istituzionale, una delle più alte cariche dello Stato. Da lui ci si aspetta un comportamento ancora più irreprensibile e integerrimo di un politico normale. Eravamo abituati a altri, pensavamo che almeno questo di cambiamento fosse avvenuto. Deve essere l'emblema della trasparenza e dell'affidabilità. Un Presidente del Consiglio non può mentire. Presidente Letta, in una qualunque altra democrazia, un premier scoperto a raccontare frottole ai suoi elettori si dimetterebbe ancor prima di essere cacciato via. Lo faccia, Presidente, prima ancora che sia questo Parlamento a chiedere di andarsene. Perché il Movimento 5 Stelle, ho terminato, Presidente, la ringrazio del tempo in più, non può dare e non darà la fiducia a chi inganna la cittadinanza. Il Movimento 5 Stelle non fa alleanze e non è la ruota di scorta di nessuno, tantomeno di chi per 7 anni è stato il principale alleato del condannato Berlusconi. Qui o si governa o si va tutti a casa, non ci sono margini, solo un governo a 5 Stelle potremo davvero avviare il risanamento del Paese. In mezzo non c'è niente, niente, siete niente.